Giulia Dall'Antonia, educatrice della comunità giovanile ETS di Parè, nonché responsabile del progetto che andremo a raccontare e componente dell'associazione Giochi in Scatola di Vittorio Veneto. Allora Giulia, dal punto di vista pratico, come funzioneranno questi laboratori e quali sono le finalità che andrete, tra virgolette, a inseguire? Il progetto Comgioca nasce da qualche mese e ha l'obiettivo di dare uno spazio sicuro, dedicato soltanto interamente ai giochi da tavolo, a dei ragazzi dell'età compresa tra i 14 e i 15 anni fino ai 25 delle realtà di Conegliano. Il progetto si terrà nel nostro centro Teresa Fabbri, che è una struttura compresa nella comunità giovanile, però ha uno spazio proprio. Si terrà nelle giornate di giovedì dalle ore 6 di sera fino alle ore 8. Ci sarà sempre la presenza di un educatore, ci sarò sempre io e qualche collega. L'obiettivo di questi laboratori nascono da un'idea di usare il gioco da tavolo come strumento sociale, cognitivo, per permettere ai ragazzi di mettere in pratica le loro abilità, i loro spazi, le loro potenzialità attraverso il gioco da tavolo, che è uno strumento riconosciuto per essere un potenziale per essere potenzialmente utile allo sviluppo delle varie capacità che hanno i ragazzi e comunque le persone di tutte le età.